Alcuni italiani restano protagonisti in questi giorni di quarantena. Ieri il canto di Bella Ciao, di sera sui Navigli di Milano la discoteca silenziosa. Si balla con le cuffie rispettando il distanziamento sociale. Vediamo come con Giuseppe Rizzo. Lei balla da sola per strada, loro al balcone, eppure non si sente musica. A Milano un silenzio che da settimane è consuetudine. Ma in questa via hanno trovato un modo per trasformare l'isolamento in un appuntamento a distanza con gli amici. La musica del DJ arriva direttamente nelle cuffie. Si chiama Silent Disco, lo si faceva nei locali alla moda, ora la pista è il proprio balcone. Piuttosto che non limitarci nel far festa o comunque nel passare del tempo un po' più spensierato, abbiamo deciso di adottare la tecnologia Silent. Paco è titolare di un locale ai Navigli. L'idea è sua. Dal pomeriggio disinfetta le cuffie, poi c'è la consegna mantenendo le distanze. Nico! Eccomi! Ciao, grazie! Sul balcone il DJ si prepara per l'insolita serata. Niente piste da riempire, ma l'obiettivo è lo stesso di sempre. Cercare di portare avanti buone vibrazioni e esorcizzare il periodo. Parte la musica nelle cuffie, un tuffo nella Milano spensierata di qualche settimana fa. Isoli completamente dal mondo esterno. Ci permette di stare uniti, anche a distanza, perché io per esempio vivo da sola.